Un tema di cui si è parlato ieri in occasione della conferenza stampa effettuata in procura ad Agrigento circa quanto accaduto a Naro, dove un imprenditore ha denunciato le pressioni avute da un consigliere comunale per l'ottenimento di un lavoro di guardia, è stato quello della denuncia anonime. L'aggiunto Vella si è intrattenuto su tale aspetto, che spesso viene fatto in modo anonimo, mostrando anche delle lettere che arrivano giornalmente in procura. L'invito del procuratore aggiunto Vella è quello di denunciare pubblicamente, di metterci la firma oltre che la faccia, non in modo anonimo, un appello a tutti che arriva direttamente dai vertici del Tribunale di Agrigento. Quello che abbiamo inteso sottolineare è che diventa fattibile, è una cosa che si può fare, una denuncia mettendoci la faccia, mettendoci il nome e il cognome, perché poi i risultati, se i fatti sono quelli denunciati, sono quelli a cui assistiamo oggi. C'è una risposta pronta da parte delle forze dell'ordine, in questo caso dall'Arma dei Carabinieri, e tutto il supporto da parte della Procura della Repubblica, e quindi vorremmo che quello che arriva quasi ogni giorno nelle nostre tavole, cioè lettere anonime come queste che denunciano fatti indicando anche nomi, si trasformassero in denunce in cui gli imprenditori o i cittadini con nome e cognome raccontano quanto avviene. Questo soprattutto per permettere alla politica pulita o ai dipendenti pubblici onesti di questo territorio di far meglio il loro lavoro nell'interesse di Le tutti. lettere che arrivano come vengono prese in considerazione? Le lettere anonime ovviamente. Le lettere anonime non hanno nessuna valenza per quello che riguarda le indagini penali, possono essere semplicemente uno stimolo, ma chiaramente tante ne arrivano, alle volte sono soltanto pretestuose, alle volte sono soltanto di persone che hanno litigato con altre e quindi raccontano e inventano dei fatti. Un altro aspetto è invece se un cittadino o un imprenditore ci mette la faccia per raccontare quello che succede. Noi siamo qui per dare una mano alle persone che hanno subito dei torti e per tentare con la via giudiziaria, perché questo è il nostro strumento, di tutelare gli interessi pubblici e di consentire a questa provincia di migliorare la propria qualità della vita.